Il comune di Agrigento viene inserito nel circuito Teatri di Pietra. Sì, è un'iniziativa che noi abbiamo accolto con favore e che abbiamo deciso di patrocinare e sovvenzionare in collaborazione con la Colimbetra di Agrigento e il circuito Teatri di Pietra. Teatri di Pietra è una rete di valorizzazione culturale che appunto va a promuovere non solo i siti archeologici, ma anche quelli che vengono definiti teatri dal vivo. Ad Agrigento non potevamo scegliere sito migliore che la Colimbetra per promuovere uno spettacolo che sarà il Minotauro, su temi che sono legati intanto ai valori classici ma anche all'area mediterranea. I reperti archeologici diventano sfondo e teatro di rappresentazioni teatrali. Quest'anno avete scelto il Giardino della Colimbetra. Sì, mancava la Valle dei Templi nel circuito dei Teatri di Pietra, che ha il merito, ormai è la 13ª edizione in Italia, perché noi siamo in 6 regioni d'Italia, siamo in Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna, e all'8ª edizione in Sicilia, e veramente io, che sono la nuova coordinatrice per la Sicilia Teatri di Pietra, mi sono subito accorta di questa mancanza e mi sono attivata affinché fosse possibile già da quest'anno avere la Valle dei Templi. Il merito nostro è quello di valorizzare siti noti, come per esempio abbiamo Selinunte, Eracleamino, abbiamo Morgantina, abbiamo anche in Italia, ne abbiamo tantissimi bellissimi, e altri meno noti che ovviamente sono diventati tali grazie a questo sposalizio. Quindi attraverso la rivisitazione del mito rendere famosi questi luoghi meravigliosi della nostra Italia, in particolare della nostra Sicilia, che ne è piena. La sinergia tra il FAI, il comune di Agrigento e i Teatri di Pietra porta al Giardino della Colimbetra lo spettacolo Minotauro. Sì, porta questo spettacolo straordinario, importantissimo al Giardino della Colimbetra come sede naturale di questo evento. Noi sappiamo che nella nostra città c'è un grande assente, che è il teatro antico. Bene, il circuito Teatri di Pietra è nato proprio per portare il teatro nei teatri antichi della nostra Italia, bellissima Italia. Come abbiamo risolto? Abbiamo risolto offrendo un altro monumento importante, straordinario, suggestivo della Valle dei Templi, che è l'antica piscina di Akragas, che adesso non si riempirà come ai tempi dell'antica Magna Grecia di riempire acque, ma si riempirà di straordinario talento artistico.